E il premio Biraghi per la scoperta dell'anno va a Laura Chiatti. Andiamo a scoprire insieme cosa ne pensa. Con 10 anni di lavoro, adesso il premio scoperta dell'anno, c'è un premio che hai sempre ambito dall'inizio, da quando hai iniziato a lavorare, non so, l'Oscar? No, Assolutamente no. no, perché sembrerebbe una follia, nel senso, come quando mi dicono devi perfezionare l'inglese, devi andare in America perché poi con tutte, cioè, io ho partecipato a Olimpia Coppola, sono stata felicissima, poi mi sento molto più a mio agio qui, perché è un mondo più adatto comunque a me. Un ruolo, una parte che magari ti affascina particolarmente? Beh, mi piacerebbe comunque trasformarmi, quindi interpretare magari il ruolo di una donna bella, non l'amante di qualcuno, non la moglie bella di qualcun altro, mi piacerebbe interpretare il ruolo di una donna che possa raccontare qualcosa che va oltre, perché le donne hanno tantissime cose da poter esprimere. Ma è sicuramente grazie anche all'avvenenza che le sue interpretazioni hanno ricevuto un gran consenso del pubblico e l'interesse dei registi come Carlo Verdone, che l'ha voluta come protagonista della sua nuova commedia Io, loro e Lara. 27 anni, giovane divismo e un futuro che dal Lido sembra essere splendente.